Siamo mister Calega, allora partita che nel secondo tempo vi ha visto molto in calo, il Tony Pozzi poteva chiuderla prima, siete rimasti comunque fino all'ultimo a lottare e forse questa è una sconfitta chiave per quella che poteva essere un miracolo, ovvero la salvezza diretta. Ma sì, diciamo loro potevano farci gol quando noi ormai eravamo praticamente tutti sbilanciati in avanti per cercare di pareggiare, ma fino a 7, 8, 9 minuti dalla fine della partita credo che la squadra che ha avuto diverse occasioni per segnare siamo stati noi. Loro qualcosina, ma noi il portiere loro, diciamo, secondo me è stato il migliore in campo. Ha levato pure ha parato pure il colpo di testa di Santo Prede da 1 metro dalla porta, cioè è stato veramente bravo. Io non posso che dire grazie, bravi ai ragazzi, perché ieri hanno fatto 110 minuti al Club Italia, quindi la stanchezza e gli acciacchi vari insomma, si sono un po' fatti sentire. Comunque la squadra avversaria complimenti, hanno fatto una partita che dovevano fare e alla fine chi segna vince e porta a casa i 3 punti. Una settimana con il doppio turno, si gioca giovedì, si rigiocherà lunedì, ecco questo sì può pesare dal punto di vista fisico, no? Ma certamente sì, noi già siamo credo la squadra con l'età media più alta, in più non ci alleniamo, però abbiamo anche questo doppio impegno, ripeto, la partita di ieri era una semifinale di calcio a 11, adesso dovremmo fare la finale proprio domenica, è capitata proprio in contemporanea con le partite decisive diciamo, della Lega e quindi dovremmo recuperare, essere bravi a recuperare in questi 2 giorni per la partita di giovedì che è fondamentale contro il De Angelis e poi guardare avanti di partita in partita cercando, ripeto, di recuperare il meglio possibile tra una gara e l'altra. Quello che possiamo fare è questo, non possiamo fare di più. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.